Degrado, un'emergenza che a Vicenza ormai è sempre più evidente per chi vive nei quartieri come in centro storico. Quelle che mostriamo sono foto scattate nel weekend. I telespettatori segnalano e noi di Rete Veneta trasmettiamo. Ecco le condizioni in cui si trovava sabato mattina Parco Querini, una delle zone verdi più frequentate dai vicentini. Purtroppo quello che stiamo vedendo è colpa della maleducazione e dell'inciviltà di chi utilizza il parco, senza considerare che non è casa propria, ma la casa di tutti i cittadini e che come tale va rispettato. Invece cosa troviamo? Bottiglie di plastica gettate per terra, sacchetti, cartacee. Ma a onor del vero c'è anche molta civiltà, lo dimostrano i cestini pieni, vuol dire che vengono utilizzati, ma allora vanno anche svuotati. Sì, perché se no succede quello che vediamo, cestini riempiti a tal punto che, con tutta la buona volontà, diventano inutilizzabili. Diversi rifiuti fuoriescono perché è in esubero, ma c'è anche sicuramente la pigrizia di qualcuno che, trovando i cestini pieni, decide che piuttosto che cercarne qualcuno ancora capiente, preferisce abbandonare i propri rifiuti ai piedi dei cestini colmi. Purtroppo anche le panchine vengono lasciate in disordine, tra bottigliette di plastica e cartacee abbandonate ancora svolazzanti sul prato. Decisamente non un bel biglietto da visita per un parco che è il polmone verde di Vicenza.